Miglio di categoria G che chiude il pomeriggio bolognese, sono 10 dietro l'autostart sul miglio, 1 Zar Parlante, 2 Zea, 3 Tenor de Lune, 4 Costante Jet, 5 Birbaral, 6 Beethoven Griff, seconda linea, 7 Camelot, 8 Azalea Jet, 9 Zira Jet, 10 Aria Pink. Costante Jet e Azalea Jet sono i due più seguiti insieme a Tenor de Lune. Chiusura passa favorita Azalea Jet numero 8, Natale Cintura, macchina intanto che accelera. È stato l'errore del numero 7 Camelot, mentre si lancia subito in avanti Costante Jet. In breve conduce nei confronti di Tenor de Lune, che precede Zar Parlante, Zea all'esterno, e via via tutti gli altri, con la progressione di Aria Pink dopo 300 metri di gara. Aria Pink alla testa dei 400 in 29,9 avvicina il leader Costante Jet, che è sempre in schiena Tenor de Lune, quindi percorsie esterne anche Zea. 600 iniziali in 45,5. Nelle posizioni di rincalzo lungo la corda c'è Zar Parlante in terza posizione, che precede Birbaral. Numero 7 Camelot squalificato. Sono anche Azalea Jet e Zilat Jet. Il gruppo chiuso da Beethoven Griff, intanto 1,4,5 per i primi 800 metri di gara, con l'allievo di Lorenzo Baldi. Costante Jet in vantaggio, attaccato al largo da Aria Pink. Lungo la corda c'è Tenor de Lune, mentre cala Zea, cerca di venire via ora in terza ruota. Azalea Jet, scatto di Azalea Jet a 500 dalla conclusione, va direttamente in schiena, anzi va in terza ruota e sopravanza Aria Pink per lanciarsi su Costante Jet, che è costretto ad accelerare. Il parziale in 14,7 e ora insiste in terza corsia Azalea Jet lungo la corda, cerca numero di non perdere contatto. Tenor de Lune, completamento della squalificato. piegata, ingresso in retta d'arrivo con Azalea Jet che insiste su Costante Jet, che tenta la difesa. Azalea però sembra poter passare. Costante Jet cerca ancora la difesa, i due alle prese sul traguardo. Forse Azalea Jet riesce ad aver ragione. Il guizzo finale forse per Azalea Jet su Costante Jet, che dovrebbe essere stato piegato proprio a fil di palo. Colpo di reni finale per Azalea Jet, che andiamo a rivedere l'arrivo al rallentatore con Azalea Jet, che in effetti a fil di palo passa in vantaggio e vince su Costante Jet, mentre al terzo finisce ancora Tenor de Lune controllando Aria Pink. Il successo finale di questa giornata inaugurale dell'anno dunque è per Azalea Jet e Natale Cintura, che ne è anche l'allenatore per conto della scuderia Oltremare. È tutto per questo convegno di corse, l'appuntamento è per giovedì 5 gennaio.